Calzeranica Lola Lases, senza storia la vittoria dei gialloverdi. Il primo tempo recita però una buona prestazione della formazione ospite, che prova sotto il 16° con la rete di Matteo Nicolussi Paolaz. La Lona reagisce prontamente, ma Ciurletti e Casagranda vanno solo vicini al bersaglio grosso. Nella ripresa i gialloverdi mettono in ghiaccio la partita. Al 57° Anderlecht serve Matteo Nicolussi Paolaz e poco dopo è lo stesso Anderlecht a segnare con un bel gol dal limite. Crollano nel finale gli ospiti, concedendo la tripletta a Matteo Nicolussi Paolaz e il gol a Rosati. Finisce 5-0. Calisio Aquila Trento. Continua la marcia della capolista che non sbaglia sul campo del Calisio. Dopo una prima fase in cui gli aquiloti faticano a imporsi, trovano comunque qualche occasione con Dondi e Nardelli, mentre Mazza e Mattivi impegnano l'area di Pelz. Il match si sblocca al 39° con la punizione di Dondi deviata in rete da Waldner. Poco dopo Betti firma il raddoppio in contropiede e al 44° Nardelli segna con una magnifica rovesciata. Nella ripresa appare più in palla la formazione di casa, ma si pensa a Betti al 74° a sancire il definitivo e meritato 0-4 finale. Gardolo Dolomitica. Buona vittoria interna per il Gardolo. Le squadre appaiono ancora appesantite dalla stagione invernale e regalano una partita di scarsa intensità. Al 20° il match si anima, ma DNA e Marin colpiscono due legni nella stessa azione. Al 36° Mici scarica un tiro dai 30 metri che si infila all'incrocio. Nella ripresa il Gardolo gestisce la partita e riescono a chiuderla nel finale. All'85° della Zacoma combina un pasticcio e regala il pallone a DNA che salta al portiere. Allo scadere Marin in girata fa palo gol e firma il 3-0 finale. Telve la Rovere, vittoria ampiamente meritata per i gialloverdi. Non basta tanto sacrificio per gli ospiti ad evitare la sconfitta. Il primo tempo sorride al Telve che crea ripetutamente e tiene il pallino del gioco, ma va in rete in maniera abbastanza rocambolesca al 14°, con il tiro di Simone Agostini che va a sbattere su Micheletti mettendo fuori causa il portiere. Nella ripresa la Rovere tenta una timida reazione, ma il Telve cerca di chiudere la pratica e al 63° ancora Francesco Micheletti segna in diagonale. A 5 della fine Tava accorsa il suo errore di Novello ma non basta, termina 2-1.